Il progresso delle tecnologie e in particolare la diffusione del digitale ci conduce verso orizzonti di standardizzazione e uniformità o offre invece nuove opportunità di sviluppo, di diversificazioni creative e quindi di ricerca di forme nuove. La Biennale, nel padiglione Venezia, intende indagare questo fenomeno e con una mostra ricerca vuole rivolgersi agli esempi in cui tecnologia e sapere esperienziale danno vita a fenomeni significativi nell'evoluzione delle forme. La creatività è un'applicazione di sé, della propria intelligenza, ed è un fenomeno culturale rilevante perché mette in gioco proprio le energie di ricerca e di trasmissione del sapere, di cui la Biennale intende, come dire, essere un punto fermo, un pilastro della vita italiana e non solo italiana. Si tratta, è ovvio, di un primo passo per la Biennale, ma è certamente una ricerca alla quale essa intende dedicare parte delle sue energie anche in futuro. Le nuove tecnologie, la nuova tecnologia del digitale interessa il mondo dell'arte, ma interessa anche il mondo della produzione. La domanda se il progresso delle tecnologie porti alla banalità delle forme, alla banalizzazione delle forme o porti invece ad una grande sollecitazione di rinnovo delle forme è una domanda che un'istituzione come la Biennale non può non porsi. Un tema sicuramente complesso che porterà la Biennale al dialogo con altre istituzioni che se ne occupano, non solo nel campo della creatività artistica, ma anche in quello della produzione e dell'industria.